lo scorso 2 novembre sono stato invitato a questo evento un po' particolare, potremmo dire, la celebrazione dei defunti, che dal 2010 viene promossa dall'Antica Credenza di Sant'Ambrogio. Per chi non conoscesse, l'Antica Credenza è un'associazione dialettale milanese e, a mio parere, una delle migliori, nel senso una di quelle che fa più cose, alle volte legate al dialetto, a volte in generale proprio alla cultura meneghina, non solo una mera associazione dialettale, ma anche proprio in termini, diciamo, di rapporto con altre istituzioni e con il concetto di lingua lombarda. Ad esempio, loro fanno un concorso di poesia per tutti i dialetti della Lombardia. Loro li chiamano alternativamente lingua lombarda o lingue lombarde. Sul tema rilascerò a breve un video sulla, diciamo, differenza tra lingua e dialetto e sarà molto interessante, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Comunque vi parlo un po' di queste interessanti esperienze e faccio un po' di riflessioni poi sul tema in generale. La maggioranza delle preghiere sono state tradotte da Attilio Boggiali ed è una collaborazione di lunghissimo corso questa, perché vi lascio il link in descrizione della Milanesia Bella. Sono state proprio scritte per essere cantate sulla musica di Don Varnavà, che lui operava nella parrocchia del Fopponino, quindi è proprio una relazione di lungo periodo. E infatti a volte si notano delle traduzioni anche poco classiche, potremmo dire, per rispettare comunque la musicalità della preghiera. Perché, per esempio, se Angelo di Dio sostanzialmente è una traduzione abbastanza fedele della preghiera italiana, Angiul del Signor che te selme custod, guidum, protegium e sussegnium e stamta ca, perché te sun stadà dell'amore del Signor, amen, ci può stare. Sì, sarebbe la pietà celeste, ma in altri casi è un pelino più, ad esempio, artistica. Per esempio il Padre Nostro, Pater Noster che te sei in ciel de ca, e che despes parlum de ti per santifica il tuo nome. Quan la ven che la famosa ora ciapum su in de ti. La tua volontà, o Signore, la vegna sempre fada, tanto in ciel che in terra. E se te credete da nel pan che bisogna, perdona i nostri debiti come noi devum perdonare ai nostri debitur. Tegnum lontan della tentazione del mondo e salvum la cattiveria della gente. Amen. Non è così sbagliata, cioè nel senso non è una traduzione infedele. So che qualcuno ha più da ridire sul non abbandonarci alla tentazione, per esempio, però ci sono traduzioni probabilmente più fedeli. Per esempio, vado a prenderla da Wikipedia in lombardo, perdonate lo stile molto podcastoso, nei Vangeli in milanese del 1859 si trova la traduzione di Antonio Picozzi, Pater Noster che te sei in ciel, che sia santifica il tuo nome, che venga il tuo regno, che sia pur fa quel, che te vetti tanto in ciel come in terra. Dan in che il nostro pan tante sta in pe, e perdona i nostri debiti, i ses come nunghe perduma quitai che ne de quai cos. E mette minga in brusa de fa pecà, ma tieni la larga del ma, e che la sia in sci. Tra l'altro, sempre da Wikipedia in lombardo, vi lascio poi il link in descrizione, perdonate se divago un po', c'è un Padre Nostro bergamasco, tratto dal Vangelo sempre della stessa catena, ma in bergamasco di Pasino Locatelli, o nos Pater, che te sei in ciel, al sia santifica il tuo nome, al vegno il tuo regno, a sia faccia la tua volontà, come in ciel così anche in terra. Dammi in che nos pa per sostenies, ed ume i nos debec, come noter anghiduna e nos debitur, e fammi inga burla in di tentasiu, ma liberem del male, e così sia. C'è anche nella chiesa del Pater Noster, una chiesa a Gerusalemme dove è esposto il Padre Nostro in tante lingue, una versione milanese, in teoria di Abbiate Gasso, del 1937. Padre Noster che te sei in ciel, sia santifica il tuo nome, vegna il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo anche in terra, dammi in che il nostro pan de unidi, e rimettum i nostri debiti, come non mi rimettum ai nostri debitur, e tirum noi in tentazione, ma liberum del male. Amen. Chiaramente un pelino più fondata sulla versione italiana. Ma quanta di questa messa era effettivamente in milanese? E ora entriamo più nella tematica, diciamo, dei diritti linguistici. Non tantissima. Infatti, se sentite parlare di messa in dialetto, ci sono fondamentalmente due possibilità e mezzo. La prima è che una confessione cristiana meno stringente in termini, diciamo, legalistici ne faccia una. So di comunità ortodosse dove sono fatti dei pezzi di liturgia nella lingua locale, a volte anche da sacerdoti del luogo, che sono venuti su o si sono convertiti all'ortodossia e hanno deciso di fare una messa nella lingua locale. Tendenzialmente gli ortodossi sono meno stretti su tante cose, quindi queste cose le fanno.
ma nel momento in cui si rimane nella Chiesa cattolica, le possibilità sono due. La prima è che tutta la parte che non viene letta dal messale venga effettuata nella lingua locale. Quindi i canti, parte delle letture, c'è un certo dubbio sul Vangelo, ad esempio qui è stato letto prima in milanese e poi in italiano, ma ho visto in altri casi che preti che hanno fatto iniziative dialettali l'hanno letto direttamente in dialetto, magari dipende anche se vi è una versione accettata dalla curia del Vangelo in quella lingua, in milanese c'è, e il resto però viene fatto in italiano. Quello che il prete deve leggere dal messale senza modifiche lo legge dal messale che ovviamente è in lingua italiana. La seconda possibilità è che sia un prete che fa un po' in segreto, ne ho conosciuto uno e devono farlo un po' in segreto, che dice io traduco per i fatti miei il messale e faccio la messa in dialetto. Ora, ovviamente una messa del genere vale, è una messa, però è una messa comunque disobbediente delle regole, perché la regola dice che la messa va fatta leggendo il messale e il messale al momento è disponibile solo in lingua italiana. In Italia la situazione per le lingue regionali in chiesa non è delle migliori e mi riferisco anche a lingue regionali riconosciute. C'è stato praticamente l'anno scorso, barra inizio di quest'anno, la questione del messale in friulano. Questo messale era stato prodotto, ma poi è stato rifiutato dalla CEI. Tutti si aspettavano che fosse una mera formalità, semplicemente la CEI deve mettere il suo stampino, ma non l'ha fatto. È mancata la maggioranza dei 2/3 necessari ad approvare questo messale friulano. Secondo fonti informate, questa approvazione è stata data in larga parte dai vescovi del nord Italia, ma non da quelli del sud Italia. E di questo parleremo anche in un altro video. C'è stato qualcuno che ha detto che un'opposizione di alcuni vescovi era ma allora io voglio il messale nel mio dialetto. E qua devo dire i friulani hanno dato una risposta decisamente sbagliata. La risposta doveva essere ben volentieri. Ovviamente a patto che si trovi qualcuno che lo faccia. Non si può pretendere che un vescovo, magari anche di un'altra regione, si metta lì di suo a fare il messale. Però, se ci fosse l'interesse della popolazione, why not? Quello che ha risposto i friulani in larga parte è: ma la nostra è una vera e propria lingua. Ragazzi miei, in un paese come l'Italia, facendo le prime donne, facendo quelli speciali, che noi siamo noi quelli belli, non si va da nessuna parte. E fatti come questi lo dimostrano. Ne parleremo meglio in un altro video, ma non cambia. C'è anche un lavoro di traduzione del messale in lingua sarda, per quanto in teoria non è stato ancora ultimato. Diciamo che comunque nel mondo delle lingue regionali questo fatto del messale friulano ha causato un certo scandalo. Non è un qualcosa che è stato apprezzato ed è stata ritenuta un'inutile discriminazione di una lingua locale che invece meriterebbe assolutamente tutela. Han fatto notare i friulani che ci sono già altre lingue che hanno questo messale, come quello catalano. Però, ragazzi miei, il catalano, fidatevi che non ha un messale perché viene parlato da Alghero. Il catalano ha un messale per ben altre ragioni. È anche un lavoro probabilmente più semplice da fare perché c'è già quasi tutta la struttura. Volevo però leggervi due cose sul tema prima di passare a una sorta di commento più generico. Il primo è il comunicato che Glesi e Furlane, che è l'associazione dei fedeli di lingua friulana, ha rilasciato quando la CEI gli ha rifiutato questa cosa. Titolo, ve lo lascio in descrizione. Glesi e Furlane celebra una messa in friulano per ringraziare, tra virgolette, la Conferenza Episcopale Italiana. Prendiamo atto della decisione della CEI e per ringraziare, sempre tra virgolette, i vescovi italiani che hanno votato contro l'approvazione del messale roman par Furlan, celebreremo una messa in lingue furlane. Insomma, pregheremo in lingua friulana col messal par Furlan sull'altare come facciamo da oltre 50 anni e lo faremo con tutti coloro che vorranno pregare insieme a noi. Poi andiamo, un po' più avanti. Dopo la prima bocciatura di 17 anni fa, al messale in friulano è stato nuovamente negato l'avallo dei vescovi italiani. Era necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3, che significa che sarebbero serviti i 2/3 delle eventi di rito, la palissiana. Il risultato è stato ben diverso: 173 votanti, di cui 114 a favore, 50 contrari e 9 astenuti.
La posizione della CEI non ci sorprende affatto, ma ci rimane l'amarezza per il duro lavoro portato avanti in questi oltre 50 anni per il riconoscimento del messale in lingua friulana. Per 30 anni ci hanno detto che la lingua friulana non era una lingua riconosciuta dallo Stato. Attenzione qui. Come se la liturgia religiosa dovesse dipendere dalla legislazione laica di uno Stato. Ecco, questo è il punto principale. Lo Stato le lingue le riconosce in base alla sua volontà. Può non riconoscere una lingua per ragioni politiche, che è la ragione per cui non sono riconosciute quelle italiane. Diciamocelo chiaramente. Il fatto che il friulano sia riconosciuto, ma non abbia un messale o comunque sia discriminato, è semplicemente ancora più paradossale, nel senso che, cavolo, è riconosciuto dallo Stato e non si fa niente, ma il punto base è questo, che la Chiesa non dovrebbe sottomettersi ciecamente allo Stato e dire, se lo Stato non riconosce io cosa posso fare? La Chiesa dovrebbe fare le sue ricerche. Comunque si procede. Quando nel 99 è stata approvata la legge 482 che tutela le minoranze linguistiche e storiche, ci hanno fatto attendere altri 17 anni perché la terza edizio tipica doveva essere tradotta prima in italiano, come se una lingua minoritaria come il friulano non potesse avere la traduzione prima della lingua italiana. Veramente. Poi, quando anche l'italiano è arrivato al termine della traduzione, inizio 2023, ci hanno obbligato ad aggiungere la traduzione di tutte quelle parti aggiunte nella versione italiana che non ci sono in latino, come se il nostro Messal par Furlan non dovesse dipendere dalla versione ufficiale latina ma dalla traduzione italiana. Ecco, anche questa è una cosa geniale. Insomma, se c'è un gruppo di friulanofoni che sanno anche il latino, ben venga che traducano dal latino e non dall'italiano. Poi, ora ancora uno stop. È un nuovo segnale, se ce ne fosse bisogno, del clima altamente negativo verso le lingue minoritarie e la mancanza di attenzione verso i loro parlanti. E mentre la Chiesa di Palazzo continua a negare al popolo friulano un sacrosanto diritto, negando l'autorizzazione al messaggio roman par Furlan, la società civile sembra essere più attenta della gerarchia religiosa. Ringraziamo i molti rappresentanti di istituzioni amministrative e culturali regionali, e non solo, che da più parti sono sollevati in un coro unanime stigmatizzando il rifiuto della Conferenza Episcopale Italiana. La CEI rifiuta, però qualcuno si muove. Questo si può dire nelle altre regioni? E questo movimento soprattutto è abbastanza unitario. Ma adesso, prima di discutere della tematica un po' più pratica, vediamo invece il controesempio. Articolo sulla nuova bussola quotidiana di Aurelio Porfiri. Limiti di una proposta messa in sardo, il mistero viene prima della quotidianità. La conferenza episcopale sarda dà il via libera alle traduzioni dei messaggi in lingua dialettale. Cominciamo bene. Iniziativa comprensibile ma limitata, perché la liturgia deve conservare uno spazio del mistero e perché i termini sarebbero difficilmente traducibili. Allora, che dire? Non c'è granché da dire. Nel senso, si può andare un attimo avanti leggendo alcune uscite, per esempio, ora se il sardo è una lingua e una sentenza della Cassazione del 2014 così stabilisce, eh, non è che lo stabilisce la sentenza della Cassazione. Soprattutto da un ambiente cristiano, cattolico, dove c'è molta attenzione all'idea di diritto naturale, la persona non è tale perché lo dice lo Stato, né ha di diritti perché lo dice lo Stato, ma ce li ha per natura. La stessa cosa dovrebbe essere facilmente applicabile alle lingue. Perdonatemi se non ve lo mostro a schermo, ma l'ho fatto un po' podcastato. Io vedo come logico che venga usata per la liturgia, tenendo presente l'ormai decennale frazionamento linguistico successivo all'abbandono del latino in nome di un concilio che ne aveva ordinato la presentazione. Allora, poi vediamo anche. Ma il discorso si complica in un altro senso, quando si considerano altre lingue che sono in presenza di idiomi dominanti. Per l'UNESCO, anche napoletano e siciliano sono lingue. Per l'UNESCO sono tutte lingue, quelle d'Italia. Non semplicemente dialetti. Quindi dovremmo attendere la messa in lingua napoletana, che poi è stata anche tradotta. Poi, per carità, queste lingue e dialetti hanno una dignità enorme dal punto di vista letterario, ma la loro quotidianità, come detto sopra, non sarà un ostacolo invece che un aiuto? Allora, su questo, secondo me, o si è preconciliaristi o si è postconciliaristi. Nel senso, io posso anche essere d'accordo con chi dice che bisognerebbe avere una lingua sacra e tutto quello che non viene esplicitamente letto dal messale viene letto da qualcun altro, può essere anche in un'altra lingua. Che era la situazione preconciliare negli ultimi anni, quando magari si faceva la lettura dell'omelia in italiano e il resto era in latino. Può essere sensato, perché c'è chi dice però ehm, chi, chi andrebbe a messa se in latino? La gente è andata per non so quanti
quanti anni sia andata a messa nelle cose in latino, per decenni, per secoli, scusate, è andata per secoli alle messe in latino. Se uno ci crede, ci va, anche se in latino. Il punto è che bisogna essere coerenti. Se uno dice che la liturgia deve essere comprensibile, deve essere nella lingua vernacolare, deve essere nella lingua del luogo, deve essere in qualsiasi lingua ammissibile nel luogo. Se è parlata una lingua, può essere la lingua regionale, può essere una lingua di migranti, come ci sono tante cappellanie per i migranti, ma può essere anche la lingua ufficiale. Però non ha senso dire in italiano sì, in sardo no, è sbagliato. Quindi non ha senso fare un post-conciliarismo dove si istituisce al latino l'italiano, o tutti o nessuno. E poi c'è una preoccupazione abbastanza classica, a cui si risponde molto velocemente, ossia: e poi se si traduce in lingua barra dialetto, quali termini esatti verranno usati? Perché certi termini che funzionano nella lingua ufficiale, in quella dialettale, poi vengono resi con altre parole, a volte non più comprensibili anche per molti ormai assuefatti all'italiano. Si può dire, se non capisci il dialetto, vai alla messa in lingua italiana. Non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra. Pur apprezzando enormemente, lo voglio ribadire, la bellezza di questi idiomi linguistico-dialettali, ma hanno una funzione che per me non è quella liturgica. E così torna al punto precedente. Che non è che l'italiano ha un'unzione speciale per cui è adatto alla liturgia, il sardo no. Per le parole, la risposta è molto semplice. Molto probabilmente ci sono. Io ho qui sempre con me in PDF, lo uso il mio dizionario preferito, come dico sempre, che è l'Angelini bergamasco di un abate che contiene tantissimi termini teologici. Un altro punto che si può anche dire è che anche l'italiano di per sé questi termini non ce li ha. Li ha presi dal latino o dal greco. E spesso sono anche in contrasto con quello che è il significato effettivo di quel termine nella lingua. Pensiamo un attimo, fatemelo recuperare, il, credo, simbolo niceno-costantinopolitano. Ok, ce l'ho qua davanti, Wikisource. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Fino a qua, tutto ok. Poi c'è: credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio. Un po' tosta comunque come termine. Poi si arriva a generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ora, è una cosa teologica prettamente. Le parole sono semplici, ma è teologica. Quindi, per dire, nulla vieta di prendere dei termini e modificarli, o di adattarli. Come è stato fatto per l'italiano, si prendeva un termine dal latino o dal greco e quello diventava un termine elevato e teologico, anche se era già utilizzato. Pensiamo, oppure andando un pelo anche avanti, per tirare in ballo uno scisma, e procede dal padre e dal figlio. Ora, procede. Il procede in termini teologici è molto diverso da quello normale. E già di base, per esempio, io penso che rispetto al credo latino, quello italiano sia ben più povero. Consubstantialem, tradotto come della stessa sostanza, è un esempio. Per dire che appunto l'accusa di essere una lingua non adatta alla liturgia può arrivare verso l'italiano. Le parole nelle lingue locali probabilmente ci sono, e nei casi in cui non ci sono, basta crearle esattamente come è stato fatto con l'italiano. Cioè, voi credete che quando intorno all'anno 1000 questo dialetto fiorentino toscano era già abbastanza distinto dal latino? Così a un certo punto, per magia, sono arrivate queste parole perché lo Spirito Santo aveva previsto che sarebbe stata la lingua liturgica ufficiale. Non è andata così, chiaramente. Erano lingue povere, si parlava delle cose serie in latino, poi quando ci si è resi conto che il latino non lo parlava più nessuno effettivamente, la gente ha iniziato a creare quelle parole anche per l'italiano, ma anche per il lombardo, come testimonia ad esempio l'Angelini. Anzi, proprio perché parliamo di cultura, all'epoca molto spesso era il clero che portava avanti la cultura. Quindi è molto probabile che sia tutto attestato. Quindi quest'idea che l'italiano sia una lingua degna di portare avanti i misteri, ma il sardo, il lombardo, il napoletano non lo siano, è un'idea sbagliata, un'idea sociale, l'idea che è una lingua di poveretti
che non saprebbero parlare di cose teologiche, ma non è vero, perché nella stragrande maggioranza della storia queste lingue si è parlato anche di temi teologici. Ora, di messe in dialetto sono state dette, alcune nelle catacombe in Italia, altre ben in pubblico. Vi lascio qui in descrizione un video della messa in dialetto bergamasca del circolo di Botuverá, che è una città del Brasile dove c'è una grande comunità bergamasca di emigranti, ce ne sono molti che parlano ancora il dialetto. E ora, io non credo che se a Botuverá il prete dice, cito testualmente, Algadic, Chapiteuch, questo del Calice del Messanc, al Sanc dell'Allianza Nea, che sarà spandisò per voter e per Teuch per la remissione di peccacci. Va bene tutto, mentre se viene detto in Italia il Gesù bambino piange. Ho forti dubbi che sia così. Il fatto è che in Italia oggettivamente si vive in una situazione dove l'istituzione costituita è decisamente contro queste cose. Se già i friulani hanno difficoltà, parliamo di una minoranza riconosciuta dallo Stato, le minoranze non riconosciute dallo Stato, come possono farcela? La prima cosa da fare è allearsi tra lingue. I friulani non possono pensare di andare veramente da soli e vincere contro la CEI. Devono anche essere realisti. E se è vero che ci sono le solite istituzioni culturali che vogliono farsi belle, che non hanno una lingua, quali sono dialetti, la Glesia Furlane ha preso pienamente il punto che in generale la Chiesa non deve dipendere dallo Stato. Lo Stato può avere le sue ragioni per non riconoscere una lingua, sono ragioni stupide, ma può averle. La Chiesa non deve essere interessata. Quindi se queste realtà facessero rete anche con le realtà di altre lingue regionali, sì, ci si potrebbe dare manforte. Il punto invece poi passa a queste lingue regionali non riconosciute. Perché se ogni associazione dialettale di paesino sogna di fare il proprio messale, uno è un lavoro che non finirà mai. È vero che, come si suol dire, fai desfale è un lavoro di fra, quindi il lavoro dei frati, fare e disfare. Però se non si finisce più non si può neanche andare a fare una proposta. Ma soprattutto, il fatto è che se ci si presenta come 20 associazioni dialettali, ognuna col proprio messale perché ogni lingua è bellissima, diversissima e va tutelata nella sua specialità, uno si crea una situazione obiettivamente impratica. Due, è normale e giusto che ci ridano dietro. Perché se domani 20 associazioni dialettali chiedono udienza alla conferenza episcopale lombarda per dire noi vorremmo il messale lombardo, però presentano 20 edizioni diverse, questi dicono vabbè, cioè, è obiettivamente impratico. E c'è l'idea appunto che sia un lavoro fatto un po' tanto per. E quindi quello che dovrebbero fare le associazioni è mettersi dietro ai gruppi linguistici riconosciuti, da linguisti, dall'UNESCO, dall'ISO, scendere a compromessi. Comunque anche il messale italiano non è che c'è il messale per ogni singola varietà, c'è un solo messale italiano. Se uno userebbe parole differenti, s'attacca. Ci si mette lì, si dice, si mette un'associazione di Bergamo, di Milano, di Como, di Sondrio, di Brescia, e ci si mette lì, si dice noi vogliamo un messale in lombardo. Si accetta magari di mischiare anche determinate tradizioni liturgiche, si accetta anche il fatto comunque che magari, questo vale soprattutto per la Lombardia, una parte di regione non usa quel rito, quindi può aver senso ad esempio per il rito romano tendere a oriente, ma in generale posso parlare per il Veneto, per un'altra regione. Bisogna scendere a compromessi, dire noi scriviamo il nostro messale, possiamo scrivere anche in più grafie, per carità, non è un grave problema. Tanto ricordiamoci che il messale è uno strumento comunque per il sacerdote. Una volta che lui lo sa leggere, siamo tutti a posto. Comunque serve mettersi insieme perché se ci si presenta come 10 lingue che vogliono il riconoscimento del messale e queste 10 lingue ricoprono la maggioranza del territorio nazionale, si fa pressione. Ma se si va lì dicendo siamo 25 dialetti solo in questa regione e vorremmo fare la messa nel nostro dialetto, però solo ogni tanto, solo una volta l'anno in occasione di questa festa patronale, giustamente la CEI vi prende a ridere. Già osteggia il friulano, il sardo e tutto, figuriamoci se non prende a ridere voi. Dovreste raggiungere il livello del friulano. Dovreste provare a parlare invece con chi porta avanti la messa friulana. Certo, loro hanno la fortuna di avere uno standard ufficiale, ma la standardizzazione
è di relativa importanza quando un testo deve essere letto e basta in questi casi. Detto questo, io ringrazio ancora l'Antica Credenza di Sant'Ambrogio per aver organizzato questo interessante evento e avermi permesso poi di fare questo video di considerazioni varie sullo stato della LS in una lingua regionale italiana. Rinnovo il mio appello a tutte le associazioni dialettali: mettetevi insieme per gruppo linguistico, non reinventate la ruota e verrete presi sul serio. Se volete supportare questo canale ci sono in descrizione dei modi per farlo, lasciate pure un mi piace, condividete questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e buona continuazione.